Pietra tombale sui confini del ghiacciaio della Marmolada l'ha stabilito il TAR del Lazio che, riunendo le motivazioni sui ricorsi proposti dal Comune di Canazei e dalla Regione Veneto, ha stabilito che il tracciamento tra Rocca Pietora e Canazei è quello sancito dal decreto presidenziale firmato da Sandro Pertini nel 1982, che in sostanza spostò il confine sulla Marmolada in favore dei trentini. Amaro il commento del sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin. La reale sentenza l'hanno fatta i soldati che su quella montagna hanno combattuto e che nel 1917, momento cruciale per la guerra in Marmolada, ambedue gli eserciti, quindi italiano e austriaco, avevano in mano la medesima cartina col fronte che passava sul confine trasversale, quindi il vecchio confine ante decreto presidenziale. Una vicenda giudiziaria lunga e estenuante, quella sui confini del ghiacciaio della Marmolada, iniziata nel 1973. Nullo l'accordo dell'Aiga Land del 2002 che tentarono di pacificare politicamente gli animi modificando i confini a favore del Veneto. Mi vien da dire che è inutile fare le guerre, ma vediamo di mettere le firme che risolvono la questione sicuramente più velocemente e con meno dispendio di energie e di vite umane. Il TAR del Lazio ha ritenuto che gli scostamenti rispetto alle indicazioni della Commissione internazionale del 1911 e dai precedenti cartografici appaiono pienamente legittimi in quanto operazione non innovativa ma correttiva della precedente demarcazione svolta con precise e accurate tecnologie. La sentenza fissa un punto a favore di Rocca Pietore e riguarda le stazioni di Punta Rocca e Punta Serauta. Almeno questo lo siamo riusciti a farlo, cioè a non far passare il confine proprio in mezzo alle due stazioni che, capiamo tutti perfettamente, creerebbe dei grossi problemi anche amministrativi di gestione della nostra funivia di Malgacciapella di Punta Rocca.